Il calcio è fantastico finché, per fortuna, ci è rivelato Medical Group. Siamo con mister Michele Florindo, nuovo allenatore del Treviso Football Club. Mister, benvenuto innanzitutto. Grazie mille e sono veramente contento di essere approdato in questa gloriosa società e in questa grande città e quindi ringrazio tutti. Ecco, lei in conferenza stampa ha detto che appunto, oltre ad essere onorato di questa città, di essere qui, di sapere che ha un'eredità importante, di essere in una piazza molto ambiziosa. Che cosa vuol fare per ripagare tutto questo? Ma sicuramente, come ho detto prima, è una responsabilità importante di cui vado orgoglioso di aver avuto questa chiamata e allo stesso tempo cercheremo di mettere in campo una squadra che lotta su ogni pallone e che cercherà al 100% di dare tutto per ripagare la fiducia, l'affetto e la stima della società e dei tifosi. Ecco, qual è stato il percorso che l'ha portata qui al Treviso? Come sono avvenuti i contatti che l'hanno fatta diventare appunto l'allenatore di questa squadra? Ma in passato avevo avuto qualche contatto con la proprietà, poi con l'avvento del direttore Gementi ho ricevuto la chiamata da parte sua, c'è stato un incontro tra le parti e abbiamo trovato un accordo per venire qui. Lei in conferenza stampa ha citato due allenatori molto noti, Olivieri e Klopp. Che cosa le piace particolarmente di questi allenatori? In che cosa piacerebbe somigliarli, se già non gli somiglia, insomma? Allora, sicuramente Olivieri la capacità di insegnare, la passione che aveva del calcio e questo sicuramente me l'ha trasmesso, mentre per quanto riguarda Klopp la capacità di essere se stesso in ogni momento. E che cosa invece della sua personale esperienza di allenatore porterà qui a Treviso? Della mia sicuramente porto la conoscenza di quello che possono essere le problematiche dei calciatori giovani, dell'inserimento delle quote e la conoscenza di quello che è un campionato molto difficile e a cui bisogna prestare molta attenzione ai dettagli. Ecco, per quanto riguarda l'immediato futuro di questa squadra, quali saranno i componenti dello staff? Se non i nomi, ci può dire quantomeno le caratteristiche? Sì, avremo il preparatore di portieri che dovrebbe rimanere, avremo il preparatore atletico che ha fatto un grande lavoro l'anno scorso e comunque abbiamo deciso di dar continuità. Arriverà un allenatore in seconda che farà anche da match analyst. E ovviamente tutte le figure dello staff medico che sono super confermate perché di grandissima qualità e capacità, insomma, ecco, da un punto di vista dello staff in generale mi sembrava giusto, viste le qualità e le capacità delle persone che già conoscevo e stimavo, non intervenire più di tanto, ecco. Ultima cosa, mister, sempre per quanto riguarda la squadra, i giocatori, anche qui non le chiedo nomi perché non sono stati fatti e vogliono essere tenuti segreti per il momento, ma le caratteristiche, comunque i giocatori, il tipo di giocatori che vorrete avere? Ma sicuramente dobbiamo prestare molta attenzione alla capacità di gestire la pressione dei calciatori, perché comunque venire a giocare in questa realtà sicuramente serve una grande personalità e questa è la caratteristica su cui dovremmo andare a fare le scelte tra un calciatore e un altro, insomma, ecco. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.